Una volta esistevano partiti di maggioranza e partiti di opposizione, si chiamava democrazia. Oggi si delinea un quadro di potere con tutti i partiti al governo. È successo a Palermo, dove Lombardo governa insieme al Partito Democratico, suo avversario in campagna elettorale. Potrebbe succedere ad Agrigento, dove il sindaco potrebbe ritrovarsi in giunta esponenti di partiti apparentemente avversari politici. Partiti che invece si ritroverebbero tutti in giunta ad amministrare. Nessun nome, nessuna nuova giunta questa mattina, ma solo una lettera. Una lunga lettera che il sindaco ha letto nel corso di una conferenza stampa. Per l'ennesima volta chiama i partiti ad una responsabilità. Il primo cittadino ha rinviato la nomina della nuova squadra di governo a lunedì prossimo. Una chiamata alla responsabilità di ognuno affinché si possa insieme portare avanti questa città. Ed è bene che questo passaggio sia svolto innanzi alla città, perché ognuno si assuma le proprie responsabilità. Per quanto mi riguarda andrò avanti secondo quel mandato che gli elettori mi hanno dato, costi quel che costi. Comunque io lunedì mattina comunicherò alla città la composizione della nuova giunta comunale. L'impressione a questo punto è che o ci sono troppi nomi per i posti disponibili o i nomi sono troppo pochi. Il messaggio che il sindaco ha provato a fare passare è quello di una politica, meglio dei partiti politici che non vogliono assumersi responsabilità. Quello che invece hanno capito le persone per bene è che la politica ha perso la sua identità. Un quadro politico desolante, privo di contenuti e di ogni tipo di spiegazione. Per la giunta sono arrivati troppi nomi o ne sono arrivati troppo pochi? E comunque adesso la sua scelta qual è? Quella di andare avanti per la sua strada? No, io nella lettera che ho compiuto oggi, e che ho mandato ai gruppi consigliari dei partiti politici, appunto ho fatto il punto conclusivo di questi giorni di confronti e di consultazioni. Ho detto che appunto non si tratterà, per quanto mi riguarda, di applicare il manuale Cencelli, ma chiamare ognuno alle responsabilità, offrendomi un ventaglio di nomi rispetto ai quali poi io farò le mie scelte. Sceglierà in questo ventaglio, quindi pescherà dai partiti o già sta pensando a una giunta sua? È chiaro che attenderò l'esito di questa lettera, dopodiché mi muoverò di conseguenza. Zambuto, nel corso della conferenza stampa di questa mattina, ha anche detto di essere pronto a ritornare alle urne, ma prima si dovrà consumare un altro passaggio. Lunedì è il giorno della verità, è giunto il momento che il Consiglio Comunale faccia la sua parte.